Benvenuti, bentrovati, Speciale Medicina a domenica e sempre domenica. E allora, una grande lezione quella di quest'anno ci ha dato il virus dell'influenza, è vero? Ecco, praticamente noi abbiamo sempre parlato per quel che riguarda la vaccinazione, quanto sono importanti le vaccinazioni. E allora, una lezione di vita perché? Perché da 14 anni un'epidemia del genere non l'avevamo vista o provata o avvertita e soprattutto subita sulla nostra pelle. E ancora il picco peggiore deve arrivare a fine gennaio, soprattutto al sud, dalle nostre parti. Diciamo che quest'anno è stata veramente, insomma, per alcuni soggetti, soprattutto affetti da patologie, è davvero preoccupante. Se voi pensate che più di 4 milioni di italiani sono stati a letto a causa di questo miscuglio virale che ha causato non poche preoccupazioni e non pochi problemi alla nostra salute. Certo, il vaccino ha avuto una sua funzionalità se è stato utilizzato quello quadrivalente, cioè quello che prevedeva anche la difesa contro il quarto ceppo virale. Cosa dire? Attenzione ai bambini, attenzione agli anziani e speriamo che un altro anno, questo appunto come dicevo all'inizio nella premessa, serva da lezione e che tutti noi adulti, i sanitari, i nostri genitori anziani possano effettuare la vaccinazione presso il proprio medico di famiglia perché il vaccino, ricordiamocelo, salva la vita. Quest'anno, ecco, il problema tra l'altro dell'influenza non è soltanto il fatto di stare a letto e di avere temperature corporee davvero alte, il problema è che molti credono di essere guariti dopo qualche giorno, dopo 5-6 giorni, escono fuori e lì in agguato c'è la ricaduta che alle volte è peggiore della forma iniziale. Anche chi si è vaccinato ha avuto l'influenza, ma ripeto, magari ha utilizzato un vaccino trivalente, non quello con 4 ceppi, ma in ogni caso non è l'influenza quella senza una risposta immunologica di protezione data dall'utilizzazione dei vaccini. Quindi attenzione, lo ripeto, lo ribadisco, non smetterò mai di dirlo, i vaccini sono importantissimi e non trascuriamo questo aspetto della nostra salute. La scorsa puntata abbiamo parlato della macula. La macula è una struttura che si trova all'interno dell'occhio nel contesto della retina. Abbiamo detto quanto sia importante perché proprio in quella sede tutti i fasci luminosi vengono captati da cellule che si trovano in questa struttura dell'occhio che si chiamano coni e bastoncelli e vengono poi trasformati in energia elettrica. Eh sì, energia elettrica che arriva al cervello e il cervello traduce e trasforma questa energia elettrica in fasci luminosi. Bene, abbiamo parlato di come nell'età adulta purtroppo esistano delle malattie a carico della macula, ma questo possiamo prevenirlo in qualche modo? Ma certo, tutte le patologie che possono in qualche modo allentare il nostro andare verso una buona salute futura possono essere fermate prima di arrivare o quantomeno, se proprio si sono realizzate, cercare attraverso la cura di arrestarne un processo ancor più morboso. Quindi dopo i 40 anni abbiamo consigliato sempre, anche se non hai problemi di vista, anche se pensi che tutto vada bene nel tuo occhio, come per l'occhio, così per tutte le nostre parti del nostro corpo, la prevenzione significa fare una visita ad una certa età e andare dal medico quando si sta bene e non quando si sta male. Questo è l'obiettivo principale della prevenzione. Bene, vi presento subito i miei ospiti in studio. Con me oggi il dottore Alberto Rapisarda, ortopedico ma anche direttore dell'unità complessa di ortopedia presso l'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Accanto al dottore Alberto Rapisarda, il dottore Giuseppe Lombardo, Otorino. Bene, iniziamo subito con il dottore Alberto Rapisarda e ci concentriamo su una parte del nostro corpo, devo dire, essenziale, importante, perché ci permette di star bene, di non soffrire e di fare tutte quelle, che posso dire, tutti quei movimenti che durante la giornata sono assolutamente indispensabili. Però prima di parlare delle patologie a carico della spalla, vorremmo capire da che cosa è costituita la spalla. Sì, la spalla è un'articolazione estremamente complessa, unisce chiaramente l'arto superiore al tronco
ed è un insieme in realtà di 7 articolazioni, le cui più importanti è la glenomerale, l'acromionclaveare e la scapolotoracica. È, diciamo, un'articolazione che è caratterizzata fondamentalmente da un equilibrio tra grande mobilità e grande stabilità, per cui determinata fondamentalmente da tutta una serie di complessi capsule legamentosi e muscolari che garantiscono appunto questo tipo di caratteristiche. È chiaro che quando da un punto di vista patologico insorgono delle alterazioni a carico di queste strutture, viene meno questa mobilità e questa stabilità, ed ecco quindi che possono insorgere le varie problematiche. E allora, dottoressa Pisarda, quindi questa spalla noi la collochiamo, ovviamente spalla, quindi sta dietro, tra un osso che è la scapola, un altro che è la clavicola, sì, e un altro che è l'omero, è giusto? È sì, corretto? Quindi praticamente questa spalla in realtà dovrebbe rimanere bloccata, perché non è che le prime 2 ossa, cioè la clavicola e la scapola, siano ossa mobili. Come mai questa spalla ad un certo punto, si dice tra di noi in gergo, è uscita fuori? Ecco, è una cosa strana. No. A cosa ci riferiamo? Ecco, ci riferiamo in questo caso a quella che viene definita lussazione. La lussazione è proprio la perdita del rapporto articolare. Questo rapporto articolare viene garantito appunto dalla capsula articolare e dalle strutture anche legamentose, quale il cercine glenoideo, e anche dalle strutture muscolari. Tutta una serie di strutture muscolari, quali più importanti sono la cuffia dei rotatori, il deltoide e tutti i muscoli della scapolotoracica, che garantiscono appunto questa stabilità. Quando insorge un trauma, un fatto traumatico importante, la spalla chiaramente viene lese tutte queste strutture e può perdere il rapporto articolare, ed ecco quindi l'insorgenza della lussazione. La lussazione può anche essere, non necessariamente manifestarsi con un fatto acuto così eclatante, ma ci possono essere, come per esempio negli atleti, delle manifestazioni di sublussazione, cioè quindi delle manifestazioni subacute che in realtà sono delle manifestazioni di sublussazione temporanea che creano dolore, ma in cui il rapporto articolare viene meno, non in maniera ancora è mantenuto, diciamo. Sì, è mantenuto, quindi, ma in maniera transitoria. Ma potremmo decifrare quello che lei ha detto come un campanello d'allarme, la sublussazione? Non è qualcosa che ti sta dicendo, ecco, come TIA, no? E gli accidenti cerebrovascolari, cioè quelli transitori, stai attento perché se non cambi lo stile di vita potrebbe venirti l'ictus, stai attento che se hai avuto la sublussazione un giorno potrai ritrovarti con un dolore molto più grave, ricorrere anche all'intervento. Assolutamente, no? Assolutamente, la sublussazione può essere appunto un fatto che è un campanello d'allarme, e a quel punto poi bisogna, nel momento che si manifesta clinicamente fondamentalmente con fenomeni di dolore oppure con una limitazione in determinati movimenti, alcuni movimenti per esempio come può essere l'atleta per esempio che fa un gesto del lancio come il lancio del giavellotto, crea al momento in cui determina nei meccanismi di abduzione ed extrarotazione, che è questo movimento abduzione ed extrarotazione, può verificarsi appunto il fenomeno doloroso, e a quel punto bisogna indirizzarlo poi verso lo specialista, indirizzarlo verso allora, dottora Pisarda, proprio perché abbiamo un attimo introdotto, prima di parlare e concentrarci sulla spalla in altro modo, la lussazione. Ecco, cioè molti, colpisce soprattutto i giovani, oltre che gli atleti, no? O no? Anche gli adulti? No. Le manifestazioni di spalla dolorosa, diciamo innanzitutto questo, e mi preme sottolinearlo, perché fino a 30 anni fa la spalla dolorosa veniva descritta come periartrite scapolomerale. Questa era la dizione per cui veniva conosciuta. Ancora oggi purtroppo questa dizione viene magari sottolineata in alcuni casi. E quindi tutto il calderone della sintomatologia della spalla viene denominata periartrite. Oggi chiaramente dopo 30 anni la situazione è cambiata, perché nella patologia della spalla entrano in gioco diversi fattori, diverse patologie, e possono essere chiaramente inquadrati in questa patologia sia i giovani, sia gli adulti e sia gli anziani con i fenomeni poi di artrosi. Quindi la patologia non è inquadrabile, è vastissima. Ci sono tanti fattori che rientrano nel dolore spalla. Soltanto un'ultima domanda sulla lussazione. Allora, molti raccontano, almeno chi ha assistito e non è uno specialista ma è una persona comune che non ha studiato medicina, di aver visto l'orrore, oltre che nell'espressione dolorante di chi subisce una lussazione della spalla,
anche in quello che hanno visto anatomicamente parlando. Ma perché, dottore Rapisarda, cosa significa esce la spalla? Ecco, magari è triste come modo di dire, però da un punto di vista visivo e pratico, in effetti esce, cioè proprio la testa dell'omero si vede proprio a livello della regione anteriore o posteriore, perché la lussazione può essere su diversi fronti. Quella più frequente è la lussazione traumatica anteriore, cioè in cui la testa dell'omero esce fuori nella parte anteriore della spalla, quindi ce la ritroviamo proprio a livello qui del torace. In altri casi è meno frequente la lussazione posteriore. È chiaro che è una manifestazione che si manifesta in maniera dolorosa, acuta, e in quel caso bisogna agire tempestivamente. Che si fa? Noi dobbiamo fare che non siamo ortopedici? Allora, chi non è ortopedico, chi non sa effettuare la manovra esatta, chiaramente non deve fare nulla, deve solo tenere l'arto in posizione, diciamo, sul torace, portarlo appunto in pronto soccorso, e a quel punto ci saranno fatte delle manovre tempestive che permettono di rimettere la testa dell'omero nella giusta posizione, ma con le mani e con manovre caute in genere avviene abbastanza frequentemente e velocemente. Poi è chiaro che ci sono dei fenomeni di contrattura così dolorosa, spesse volte è necessario farlo anche in anestesia, perché credo che quello che lei ha appena descritto sia davvero terribile. Io in medicina ho veramente questo anello debole, l'ortopedia, cioè magari ecco, l'intervento sull'osso non mi dà fastidio, ma proprio la frattura o lo spostamento delle ossa deve essere un impatto non indifferente, ma soprattutto poi intervenire, cioè rimettere una spalla a posto significa fare delle manovre di tiratura del braccio per far riscendere l'omero, insomma la testa dell'omero, non lo so. Cioè, se noi guardiamo determinati testi anche del passato, si vedono infatti delle manovre che sembrano, diciamo, incredibili. Poi in realtà la cosa più importante è far rilassare il paziente. Se il paziente è rilassato, in genere con delle manovre abbastanza tranquille e caute la spalla rientra. Ecco, la cosa più importante è mettere a proprio agio il paziente. Se il paziente è a proprio agio e lo si tiene in condizioni di rilassamento totale, la spalla rientra in genere. Bene, quindi questo è incoraggiante, insomma, perché casi di lussazione della spalla ce ne sono tanti, non sono pochi, sì, ce ne sono tanti. Ecco, la patologia è frequente, ecco, questa è una patologia più frequente nel giovane adulto. Sì, sì, ecco, infatti questa è una patologia più frequente nel giovane. Nell'anziano in genere la lussazione in genere è correlabile quando ci sono delle lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori, cioè a quel punto, quando c'è per esempio un quadro degenerativo in cui i tendini della cuffia dei rotatori vanno incontro a una lesione, a quel punto la spalla perde la sua stabilità, e allora nell'anziano è possibile che anche per manovre così poco banali possa andare incontro a una lussazione. Mamma mia, anche in quel caso chiaramente bisogna agire tempestivamente. Andare al pronto soccorso e rivolgersi ovviamente allo specialista. E allora, dottore Rapisarda, la spalla, no? Questo universo spalla, i dolori alla spalla, ma come si presentano? Ma il dolore alla spalla è un dolore veramente inquietante, in genere può avere diverse manifestazioni, però una cosa che tendo a sottolineare rispetto ad altri dolori articolari, quale può essere il dolore al ginocchio, all'anca, è che il dolore alla spalla spesso si manifesta a riposo, cioè tipico è il dolore notturno. Chi ha il dolore alla spalla spesso non riesce a dormire durante la notte, e questo ha anche delle spiegazioni di carattere anatomico, cioè nel senso che c'è uno spazio che è lo spazio subacromiale, che è quello compreso tra l'acromion, che è la punta più, l'apice della scapola, e la testa dell'omero. In questo spazio ci stanno appunto i tendini della cuffia dei rotatori, la borsa subacromiale, eccetera. Ora, in condizioni normali, di giorno, l'arto è in sospensione, in gravità, e questo spazio in qualche modo un po' più allargato. Di notte invece tende un po' a restringersi. Per cui quando si ha un quadro di borsite acuta, in condizioni di restringimento di questo spazio si manifesta il dolore acuto notturno, e questo può essere chiaramente invalidante per il paziente. Dottore Rapisarda, ma è possibile, oltre che agli eventi infiammatori, come ha spiegato lei, la borsite, eccetera, tutte quelle strutture che fanno da supporto contorno indispensabili per questa articolazione spalla, che insomma mette insieme tante parti del nostro dietro corpo, ecco, non so come definirlo bene,
Allora, ma è possibile che anche cattive posizioni notturne, vizi di posizione possano anche far accavallare strutture muscolari che stanno proprio a ridosso, no, della scapola e dare quel dolore trafittivo insopportabile continuo che va via soltanto se si rimettono nella loro posizione? Ecco, ma a quel punto che si deve fare? Molta gente ricorre all'antinfiammatorio con facilità, ma questo è sbagliato. Potremmo anche risolvere il problema o è una situazione seria? Allora, gli studi di questi ultimi anni ci hanno messo in evidenza come il dolore alla spalla ha un'origine multifattoriale. E mentre prima, per esempio, si parlava esclusivamente, per dire, di sindrome di artrito subacromiale. Mamma che parolona! Che è una parolona. Per dire cosa? Per dire cosa? Che è un artrito che si manifesta tra la testa dell'omero e l'acromion. Sì. E molti autori davano sempre una spiegazione di carattere meccanico, cioè legato per esempio a un'alterazione nella forma dell'acromion. Vogliamo ricordare cos'è l'acromion? L'acromion, l'ho detto poco fa, è sì, lo diciamo. ecco, la porzione più, l'apice della scapola, ecco, in qualche modo. Oggi in effetti, come dicevi tu, la componente muscolare, la componente posturale è fondamentale. Tant'è vero che si parla di determinate patologie, anche qui un parolone, di discinesie scapolo-toraciche, proprio per indicare l'alterazione posturale, per esempio della scapola toracica, può essere una delle cause del dolore alla spalla. Per cui spesse volte non è soltanto l'antinfiammatorio che bisogna utilizzare, ma bisogna inquadrare il paziente per cercare poi di dargli il giusto equilibrio muscolare attraverso la fisioterapia. È giusto, ma lei lo sa, dottore Rapisarda, le dico una cosa terribile dopo quello che lei ha detto. Lei è uno specialista, non vorrei mortificarmi per quello che sto per dire, ma lo sa quanto aiuto dà la borsa dell'acqua calda quando questi muscoletti... Ecco, non sempre però l'acqua calda, ecco, perché spesse volte anche il ghiaccio può essere utile, non solo perché... L'acqua calda può essere utile a livello muscolare, ma quando c'è un quadro di borsite acuta... Certo, io sto parlando non di infiammazione, dove tu vai a mettere il calore e fai danno. Io parlo proprio quando si devono rilassare le fibre muscolari perché si sono accavallate per un vizio di postura o di... insomma, quando uno si addormenta magari mette in rigidità i muscoli della spalla. Ecco, fa tanto bene, è un consiglio della nonna che funziona, almeno... Può funzionare. Ecco, insomma, ritornando un po' alla spalla perché è un argomento serio. E allora, ma lei poco fa parlava di tendini. Sì. Quanto incide una tendinopatia, no? Nel dolore della spalla? Oppure cosa succede ai tendini? Possono indurirsi, possono rompersi, come ha detto lei, lacerarsi per patologie della senescenza, insomma, il nostro corpo cresce e invecchia con noi. Sì. Quindi... I tendini a cui ti riferisci sono dei tendini importanti. Oggi sono abbastanza conosciuti, sono i tendini della cuffia dei rotatori. In realtà è una sorta di manicotto tendineo costituito da 4 tendini che sono il sovraspinato, il sottospinato, il piccolo rotondo e il sottoscapolare, che si inseriscono sulla testa dell'omero, o meglio sul trochite e trochine, che sono 2 porzioni della testa dell'omero. Importanti. Questi tendini hanno una funzione importantissima, quella del permettere movimenti di abduzione, extrarotazione, rotazione della spalla. Nel corso degli anni questi tendini possono andare incontro a processi degenerativi, in parte legati all'età, in parte anche legati a fenomeni metabolici o a fenomeni di natura vascolare. Ce ne sono stati descritti tanti. Addirittura il vascolare va ad interferire, tutto potevamo immaginare, tranne che il tendine potesse insomma, avere problemi per il vascolare. Il tendine può andare incontro proprio a fenomeni di degenerazione vascolare e a quel punto, una volta che va incontro a sofferenza, si possono formare delle piccole lesioni. Se queste lesioni non vengono trattate in maniera precoce, la lesione va incontro a una progressiva aumento delle dimensioni ed ecco poi che si hanno dei veri e propri deficit nei movimenti della spalla. Quindi non è più solo un problema di dolore, ma è proprio una perdita della funzione, della forza, dell'articolarità. Per cui riconoscere anticipatamente questo tipo di lesioni è fondamentale. E oggi... Dottora, cosa bisogna fare per riconoscere questo tipo di lesioni? Intanto qual è il primo sintomo che si può avvertire, quello di cui abbiamo parlato fino adesso? Il primo sintomo è il dolore. Ci possono essere anche dei sintomi di contorno, che possono essere dei crepitii, che possono essere degli scrosci articolari. O dei limiti nell'alzare il braccio? Nei limiti di alzare il braccio e in determinati movimenti e spesse volte, quando a seconda dei tendini che possono essere interessati,
anche il tipo di movimento può essere anche in qualche modo deficitario. Tant'è vero che ci sono poi dei test clinici che servono a riconoscere specificatamente quale tendine può essere interessato da questa lesione. Quindi spesso nella diagnosi clinica non è solo importante appunto la valutazione strumentale, ma soprattutto la valutazione clinica, perché oggi attraverso i test sappiamo riconoscere quale tendine può essere interessato da quel tipo di Quindi lesione. clinicamente lei sta dicendo una visita, cioè proprio clinica, medico-paziente attraverso dei movimenti? Sì, Ah, attraverso ecco. dei movimenti e dei test isometrici, cioè dei test che vengono effettuati contro resistenza. Attraverso questi test effettuati dall'operatore nei confronti del paziente si riesce a riconoscere quale tendine può essere interessato e che tipo di lesione più o meno parziale può esserci. E a quel punto che si deve fare? E a quel punto, chiaramente, dopo la valutazione clinica bisogna indirizzarlo dal punto di vista strumentale il paziente. Quindi oggi sicuramente una semplice radiografia ha già una sua diciamo, importanza, quindi spesso a me giungono pazienti allo specialista che già vengono indirizzati con la risonanza magnetica. Vabbè, ormai si ma è sbagliato. solo la risonanza, Ma è no? sbagliato, perché già sbagliato. anche una semplice radiografia ci può dare già una valutazione indiretta di quello che può essere presente. Poi l'altro diciamo, esame strumentale che tutto sommato può avere un'utilità è l'ecografia e poi sicuramente la risonanza magnetica a oggi. In ultimo, insomma, per definire, ecco, meglio il la livello e patologia. dove arrivare. Ma allora, questi tendini, no? Quindi eventualmente si agisce chirurgicamente. Certo. E il chirurgo ortopedico a quel punto cosa fa? Ricostruisce la parte lesionata del tendine o Sì. si può sostituire un tendine? No, o meglio, oggi vabbè, ci sono delle tecniche, negli ultimi 20 anni la tecnica in artroscopia, cioè la tecnica che permette con dei piccoli forellini, utilizzando mezzi endoscopici, ci permette di inquadrare il tipo di lesione e ripararla nello stesso tempo. Si vanno in pratica a reinserire i tendini nella loro zona di inserzione. Semmai ci sono poi delle strutture, dei materiali, oggi da questo punto di vista la scienza va avanti, che permettono poi di integrare la lesione e in qualche modo stabilizzarla e in qualche modo favorirne la cicatrizzazione. I tendini non si rigenerano, vero? No, i tendini non si rigenerano, si possono in qualche modo favorirne l'integrazione con l'osso. Ecco. Allora, noi abbiamo parlato di tendini lesionati, degenerati, io li immagino come una sorta di elastico duro che poi piano piano si sfibra. Esatto, si sfibra. Ma si possono invece indurire? Indurire sì. Per esempio c'è una forma di una patologia che viene inquadrata come tendinopatia calcifica, in cui in effetti il tendine, a seguito di fenomeni appunto degenerativi che in qualche modo vanno incontro a una progressiva calcificazione e si formano vere e proprie calcificazioni all'interno del tendine, visibili sia radiograficamente come vere e proprie formazioni calcifiche. Tant'è vero che quando noi andiamo a operarle, vediamo poi proprio che c'è hanno le caratteristiche quasi del gesso, ecco. Incredibile, Sì. ma la causa qual è di un tendine che diventa così duro? Sono delle metaplasie, si dicono, dei fenomeni degenerativi in cui in qualche modo il tendine... processo riparatore all'infiammazione come una fibrosi, sì, ecco, indurisce... si va a indurire progressivamente. Ecco. E quindi il tendine, i tenociti vengono sostituiti in pratica da tessuto calcifico. Quindi le cellule del tendine si chiamano tenociti. Non sentivo questo termine da tantissimo tempo. Ecco, i tenociti, le cellule dei tendini. E quindi a quel punto nei confronti di un tendine che si è calcificato si interviene chirurgicamente per ammorbidire, farlo ritornare, cioè ritorna come era una volta? Anche lì c'è una sorta di circolo temporale in cui il tendine spesse volte calcifico può avere anche da un punto di vista anatomico appunto le caratteristiche del gesso, ma spesso anche si presenta come pasta dentifricia addirittura questa calcificazione, quindi più morbida. Quindi se è calcifico è chiaro che il tendine in genere si va a rivascolarizzare, cioè si scarifica con delle tecniche di scarificazione, si va a rivascolarizzare.
Se ha invece le caratteristiche proprio della pasta dentifricia si svuota proprio e quindi riduce lo stato di tensione a livello della spalla che poi provoca il dolore e quindi si risolve il problema in questo senso. Un'ultima domanda sul tendine, ma il tendine in realtà a cosa serve? Il tendine è la porzione terminale del muscolo, quindi serve praticamente a far sì che il nostro muscolo, come per esempio il bicipite, nella zona di inserzione è il tendine, quindi ci permette di fare i movimenti di flessione e estensione. Ecco. Viene facile, insomma. Bene, almeno abbiamo capito, ecco, cosa serve il tendine, così quando si fanno questi gestacci, ecco, noi sappiamo cosa sta avvenendo grazie ai tendini, che sono delle inserzioni importantissime per fare appunto muovere muscolo, ossa e tutto quello che ci sta. Ma arriviamo all'argomento che interessa tantissime persone e che è l'artrosi della spalla. Bene, l'artrosi invece è il quadro terminale, diciamo, il quadro degenerativo terminale. Anche lì chiaramente è una manifestazione che si manifesta nel soggetto più adulto. L'artrosi può nella spalla essere in genere conseguenza anche di un fatto post-traumatico, quindi anche dopo un trauma importante può manifestarsi un'artrosi e anche lì la manifestazione clinica è quella classicamente del dolore, del crepitio, della limitazione funzionale progressiva. Nell'artrosi è chiaro che anche lì sia dal punto di vista terapeutico che dal punto di vista oggi diciamo che abbiamo molte frecce al nostro arco per poterlo trattare, quindi non soltanto dal punto di vista fisioterapico, ma sicuramente la sostituzione protesica è uno dei mezzi che ci permette appunto di sostituire l'articolazione e far sì che, come nel caso dell'anca, del ginocchio, sostituire l'articolazione con delle protesi speciali. Ma quale articolazione? Parliamo la clavicola? No, parliamo sempre dell'articolazione tra la testa dell'omero e la glena, cioè l'articolazione gleno-omerale. In quel caso quindi sostituiamo questo tipo di articolazione. Quindi noi quando parliamo di artrosi alla spalla ci riferiamo alla parte prossimale, cioè in alto dell'omero, sì, che è praticamente la testa dell'omero. Ecco, quindi è lì quando noi parliamo di artrosi della spalla è il problema? No, non solo lì, perché poi spesse volte possiamo avere anche un altro tipo di artrosi, che può essere l'artrosi tra la clavicola e l'acromion, si parla di artrosi acromion claveare. Anche lì questa è una patologia invece più frequente anche nel soggetto più giovane, per esempio l'artrosi acromioclaveare o quadri di cosiddetta degenerazione di questa articolazione si può avere in alcuni soggetti come i pesisti che fanno dei movimenti di flessa estensione forzata, possono alla lunga manifestare dei fenomeni di artrosi a livello di questa regione acromioclaveare. Lì chiaramente non si parla di sostituzione protesica, ma si parla di polizie chirurgiche che vengono fatte anche artroscopicamente. Allora, dottora Pisarda, lei adesso mi stimola a una domanda. Siccome è anche un medico sportivo, nel senso, sì, che si occupa della cura degli atleti, no? Sempre dal punto di vista ortopedico in particolare, e allora mi deve spiegare perché gli atleti che rappresentano la massima espressione della salute, del benessere, perché curano l'alimentazione, lo stile di vita, il corpo, cioè mettono in atto tutte quelle tecniche per essere non esteticamente belli, non ci importa quello, ma oltre che essere in realtà belli fuori sono anche belli dentro, perché rappresentano, ecco, la salute nel pieno splendore. E intanto in ogni settore, insomma in ogni settore sportivo c'è un'usura invece che l'atleta causa per quella sua specialità a un settore del suo corpo. Non è esente da rischi e da future inabilità o insomma invalidità, mi pare una parola grossa, però ecco perché sui libri spesso noi leggiamo le patologie dell'atleta. Ma allora essere atleti alla fine, dottore Rapisarda, è una cosa che insomma non è che mi faccia tanto bene, non vorrei perché dirlo, l'atleta è esposto a delle sollecitazioni importantissime e quindi a dei microtraumi che si ripetono nel tempo, per cui nell'articolazione della spalla questi microtraumi possono colpire le strutture capsulo-legamentose. Le strutture capsulo-legamentose in qualche modo vanno incontro a una lassità, per esempio, o vanno incontro a una degenerazione progressiva, o anche le strutture articolari
possono andare incontro a degenerazione, perché la perdita della lassità e quindi l'instabilità predispone anche questo all'artrosi, quindi c'è tutta una serie di situazioni per cui anche l'atleta non è sicuramente esente. Chiaramente poi lasciamo stare poi i fatti traumatici acuti a cui possono essere certo, questo sì. Sottoposti. Insomma, io pensavo che loro non soffrissero come gli esseri umani normali che fanno tutto ciò che è sbagliato nel proprio stile di vita, e invece ecco, anche lì ci sono le patologie, ma noi in medicina ne studiamo tante, certo. no? A carico dell'atleta. Allora volevo chiederle, ma l'osso non è uno degli organi più importanti del nostro organismo che si rigenera quotidianamente? Ma come mai l'osso va incontro a questi processi degenerativi? L'osso si rigenera sicuramente quotidianamente, però quindi c'è tutta una serie, un fatto metabolico che ne permette comunque i continui movimenti di apposizione, ecco. Però è chiaro che nel tempo la cartilagine può andare incontro a processi di degenerazione. Infatti l'artrosi è proprio questo, una degenerazione della cartilagine articolare, è quella, cioè la zona praticamente che riveste la zona di articolazione. E quando questa cartilagine si distrugge, è finita lì. Infatti, E di cartilagine molta gente ne sa qualcosa, soprattutto a livello, vero o sbaglio, del ginocchio, insomma ci sono varie parti che insomma ne risentono in modo particolare, o no? Sì, infatti. E allora, dottore Rapisarda, cosa possiamo dire a chi ci ascolta? Chi ha dolori alla spalla, chi ha dolori ossei? E allora, come si dice, il dolore osseo non si può sopportare. Ci sono vari tipi di dolore, ovviamente, no? Noi parliamo anche di quello più soft. Purtroppo ormai noi ricorriamo facilmente alle terapie farmacologiche, ma magari ancora prima di andare dallo specialista e individuare qual è la realtà, la reale problematicità, no? In quel settore, magari lo specialista potrebbe riprendere la situazione clinicamente senza per questo intervenire con strumenti o con farmaci, e si fa abuso di antinfiammatori. Lei si sente di dire qualcosa riguardo del dolore, di come interpretarlo, di cosa fare, di come evitare di abusare? Allora, sicuramente l'abuso dei farmaci non va bene, e comunque quando si manifestano questi dolori alla spalla bisogna indirizzare, lo specialista deve indirizzare su cosa fare, anche perché oggi ci sono diverse opzioni terapeutiche, opzioni che possono essere non soltanto di tipo fisioterapico, anzi la fisioterapia diventa fondamentale. Io, pur essendo chirurgo, al primo dolore di spalla chiaramente non mi approccio dal punto di vista chirurgico, ma prima c'è sempre una parte diciamo di tipo fisioterapia, di tipo di riabilitazione. Ha detto bene, la fisioterapia forse risolve. E poi chiaramente ci possono essere anche delle opzioni, quali possono essere anche delle infiltrazioni articolari. In passato probabilmente si è abusato tantissimo di infiltrazione magari a base di cortisone, oggi se ne fa uso, ma anche se in maniera più specifica. Si parla anche di infiltrazioni per esempio di PRP, ovvero quelle infiltrazioni che prevedono appunto il prelievo, un prelievo ematico, la centrifuga di questo prelievo e poi l'immissione di quello che noi abbiamo prelevato nell'articolazione interessata. Nella spalla è possibile, così come anche in altre articolazioni, e questo ha anche una sua validità, per cui ci sono diverse opzioni terapeutiche da poter intraprendere prima di sottoporre il paziente a un trattamento chirurgico e non necessariamente appunto solo esclusivamente di tipo farmacologico. Bene, questo è importantissimo. Nelle scorse puntate abbiamo pure individuato un po' la figura dell'antalgologo e dell'algologo nei problemi soprattutto a livello della cervicale, della nostra colonna vertebrale. Abbiamo parlato anche di infiltrazioni ecoguidate proprio per non intaccare la struttura nervosa. Adesso siamo sotto protezione, sotto tutti i fronti, cioè non c'è da aver paura e niente, affrontare le giuste terapie con lo specialista che sa quello che deve fare, e sicuramente alcuni dei problemi che ci attanagliano nella quotidianità possiamo risolverli. È così o non è così? Certo, sicuramente. È così. Grazie dottore Rapisarda, e dalle ossa passiamo a qualche altra cosa che insomma ha una grande importanza, soprattutto se noi inquadriamo questa professione, cioè l'otorino, nella prevenzione. E a che cosa mi riferisco? Allora, quanta gente soffre di allergia, dottore Lombardo? Però
nessuno arriva al momento della stagione delle allergie preparato ad affrontarla, e per preparazione io intendo non avere la sintomatologia allergica fastidiosa. La prevenzione sta a intervenire prima, o sbaglio? Infatti ne parliamo a gennaio. Ne parliamo a gennaio, sembrerebbe anche un assurdo parlando a gennaio di allergie, ma effettivamente le allergie iniziano dal mese di gennaio, motivo per cui in questo periodo noi abbiamo la presenza di un polline di un albero, che è il cipresso. La sintomatologia molto spesso, essendo in un periodo invernale, viene quasi sovrapponibile con quella del raffreddore, e la gente magari non riesce a inquadrare questo problema. Il problema qual è? Che la gente non ha più il senso di aspettare, si ricorre subito in farmacia, si comprano le solite Gli spray nasali per liberare il naso, però già si sa che questi prodotti devono essere usati con molta cautela, soprattutto nei soggetti giovani. È stato bandito, infatti nell'età pediatrica non vengono più prescritti, da 0 a 12 anni non vanno prescritti. I nostri nonni ne hanno fatto abuso del famoso idroneomicilli, motivo per cui questo prodotto... È vero, aspetti, ripeta, io l'avevo... Idroneomicilli che aveva... il bambino soffre e devo mettere con le le goccine, esatto, lo ricordo bene, anche io ne ho fatto abuso. E questo prodotto praticamente è un prodotto da usare solo nelle fasi acute per minimo una settimana, non di più. Eventualmente poi rivolgersi al medico di famiglia e, se necessario, allo specialista, per cercare di risolvere le problematiche. Esiste una terapia, diciamo, preventiva, ma purtroppo molto spesso i pazienti, anche noi medici, arriviamo dal medico quando abbiamo già il sintomo conclamato e la patologia in atto. Dottore Lombardo, mi scusi, ma per esempio le allergie lo sappiamo tutti, a marzo, aprile, soprattutto quello è il momento, l'acme, no? della sintomatologia allergica, ma come prevenzione qualche mese prima i soggetti allergici o che sanno di essere tali non dovrebbero iniziare anche la vaccinazione o comunque tutti quegli accorgimenti che così possono portarlo in quel periodo, in quel mese, insomma, favorito, un po' più i soggetti agevolato. I soggetti allergici già sono istruiti, sicuramente hanno avuto contatto con gli specialisti e già sanno che prima, mesi prima che arrivi il polline, facciamo un esempio delle graminacee, che è nel periodo di aprile, già mesi prima dovrebbero iniziare la vaccinazione. Prolungare questa vaccinazione tutto il periodo del polline, che è fino a giugno-luglio, e continuarlo anche qualche mese dopo. E quindi è lunga la terapia. Ma noi come facciamo a differenziare la rinite, cioè vale a dire l'infiammazione, no? Che abbiamo noi al naso che ci fa starnutire dal raffreddore o dall'allergia, a parte il periodo invernale, no? Che magari è possibile che sia raffreddore e non allergia, però c'è un momento in cui noi diciamo, come ha detto lei all'inizio, sono raffreddato, e invece non è il raffreddore. Allora, in linea di massima i soggetti allergici hanno delle indicazioni familiari, perché si è visto che l'allergia ha un'espressione anche familiare. Chi praticamente è già a conoscenza di questo è un campanello d'allarme. Se periodicamente o annualmente nel mese prestabiliti, che può essere maggio, giugno, luglio o a iniziare prima, e sanno che in famiglia c'è una mamma o un genitore, che il papà, che possa avere già fatto dei test e che il test risulta positivo a quel prodotto, che è la parietaria o la graminacea, deve essere un campanello d'allarme per sottoporsi anche direttamente, anche il figlio o la figlia che sia, a dei test, perché i test sono quelli che ci danno la sicurezza che se sia allergico o meno. Per quanto riguarda i sintomi sono tutti caratteristici, sono sintomi tipici, sono oltretutto stagionali, e quindi di conseguenza i primi avvisagli sono gli starnuti continui sette al salvo a raffica, la rinorrea acquosa, il naso chiuso, il prurito orale, che può a volte in certi turni, perché interessa alla nervatura del glossofaringeo, stabilirsi dal cavo orale verso le orecchie. Questi sono sintomi specifici. Nel momento in cui ci sono questi sintomi specifici, allora il problema è di affrontare poi gli esami strumentali, fare un prick test per mettere in evidenza se effettivamente c'è una connessione o relazione tra la sintomatologia o un prick test positivo. Cos'è il prick test? I prick test praticamente sono, cioè io dovrei innanzitutto chiarire, anche per essere chiari, che la rinite allergica, che prima veniva chiamata febbre da fieno, non è altro che l'infiammazione delle mucose nasali.
Non tutti però i soggetti hanno una reazione impropria, perché proprio una certa predisposizione di questi soggetti che c'è da dire che innanzitutto questi prodotti che noi inaliamo, che sono i pollini, che noi nel nostro gergo medico chiamiamo allergeni, per molte persone sono innocui, cioè non hanno nessuna alterazione, mentre per questi soggetti c'è una reazione abnorme del sistema immunologico che crea una produzione eccessiva delle cosiddette immunogie che si vanno a localizzare poi in una certa cellula che si chiama mastocita. Questa cellula purtroppo è ricca di prodotti irritanti che una volta che vengono a contatto con questi allergeni si scatena alla fine del mondo nel soggetto, quindi naso chiuso, tappato, rinorrea. Quindi di conseguenza è una cosa solo esclusivamente per chi ha queste caratteristiche. Di conseguenza il prick test consiste nel mettere sull'avambraccio di questo soggetto una serie di prodotti che sono per la maggiore, sono a cominciare dalla parietale, le graminacee, l'olivo, gli agari, le muffe, ci sono anche pure le artemisi, le composite, sono tutti prodotti che sono per la maggiore quelle che creano un'allergia e per questi prodotti poi esiste eventualmente una vaccinazione. Da anche valutare il fatto che la rinite allergica viene inquadrata in lieve, moderata o grave, può essere intermittente o persistente in rapporto alla durata. Soprattutto quelle gravi sono quelle che danno più problemi ai soggetti perché creano un'alterazione anche del sonno e questo incide anche sull'attività lavorativa se è un soggetto che lavora, così come negli studenti che hanno problematiche poi di stare con molta attenzione durante la loro attività scolastica, nell'apprendimento e quindi anche nello studio. Aspetti, dottore Lombardo, ecco, quello che ha detto è molto importante, però ha parlato anche di allergie persistenti. Queste, visto che le allergie comunque nella loro stragrande maggioranza sono suddivise in stagionali, quali sono quelle persistenti, permanenti? Forse all'acaro della polvere? Sì, senz'altro all'acaro della polvere, ma ci sono anche delle altre forme che sono delle rinite cosiddette vasomotorie non allergiche. E le rinite vasomotorie non allergiche è un altro, diciamo, capitolo delle malattie del naso che praticamente sono delle sintomatologie ubiquitarie, sono quasi sovrapponibili, però non hanno quella periodicità che la rinite allergica. Cioè il soggetto allergico ormai riconosce esattamente che la sua sintomatologia inizia in un periodo e finisce in un periodo stabilito di 3 mesi, 4 mesi. Quelli invece si possono presentare in qualsiasi periodo dell'anno. Quindi un soggetto che mi soffre o che si lamenta di un'allergia o di una sintomatologia allergologica nel mese di novembre, allora c'è grossissimo sospetto che non si tratta di una forma di rinite allergica, proprio perché in quel periodo, al di là che il periodo dei defunti, proprio gli pollini in quel periodo non ci sono, però c'è la polvere. Sì, c'è la polvere, però c'è un test che è il test citologico, a differenza del prick test, che ci permette di differenziare le altre malattie, abbiamo detto le rinite vasomotorie non allergiche, che ci dà la possibilità di vedere in rapporto al quadro citologico se c'è una reale allergia all'acaro oppure veramente una forma vasomotoria, di rinite vasomotoria. Quindi un problema circolatorio che causa quella che è un'infiammazione del naso, così chiamata rinite, e che porta il soggetto a starnutire in un periodo in cui sicuramente pollini non ce ne stanno. Esame citologico. Allora, esame citologico che vuol dire? Quali cellule, di quali cellule parliamo? Allora, l'esame citologico consiste tramite una piccola palettina che si chiama nasal scraping, si entra dentro la cavità del naso in corrispondenza del turbinato medio, perché è una struttura che abbiamo tutti nel naso, viene poi strisciato su un vetrino, a sua volta questo vetrino verrà lavorato, colorato e verrà osservato al microscopio ottico. Di conseguenza che succede? Succede che noi sappiamo che la mucosa nasale è composta da un numero di cellule particolari, che sono le cellule basali e le cellule mucipare, che sono quelle che producono muco, che ne producono tantissimo quando il naso è infiammato, e le cellule ciliate. Se nel contesto di questo esame citologico noi abbiamo invece, come abbiamo detto poco fa, une mastociti, eosinofili e neutrofili, sono quelle cellule che praticamente hanno quei fattori irritanti che determinano poi il fatto del naso chiuso, l'ipertrofia dei turbinati. Soprattutto le forme vasomotorie sono quelle che praticamente vanno a creare maggiormente un problema di polipi nasali, creano problematiche asmatiche. Non solo, il quadro citologico, se c'è un problema di un'eccessiva quantità di cellule eosinofile, ci deve far pensare a qualche malattia più particolare, che è la malattia che colpisce anche il polmone. Quindi
chi soffre di problemi nasali, che ha una sintomatologia particolarmente che interessa il polmone a livello asmatico respiratorio, dovrà fare degli esami di tipo anche immunologico. Questo è importante. Allora, aspetti un attimo. Quindi il soggetto asmatico, intanto il soggetto asmatico, chiariamolo, è un soggetto che nel corso della sua vita guarirà mai? Non credo. Chi ha l'asma se la porta per sempre, deve solo adottare tutte quelle accortezze per evitare di avere l'attacco asmatico, no? Certo. Lei lo sa, dottore Lombardo, che molti asmatici non sanno che l'acido acetilsalicilico, cioè quel composto chimico presente nell'aspirina, è un motivo di scatenamento della crisi asmatica, e magari durante un dolore o un raffreddore eccetera fanno uso di questo farmaco che per loro è veramente pericoloso. Molti non lo sanno, colgo l'occasione per dirlo in TV. Sì, ma di fatto ci sono molti soggetti che, perché c'è una sindrome, se non ricordo male, di Vidal, che ha la caratteristica di avere una rinite eosinofila, asma e allergia all'aspirina. Ecco, visto? Ecco, ricordavo bene. Comunque dico, a parte questo discorso della triade, no? Nei soggetti che hanno questi problemi, il soggetto asmatico, ecco, è un soggetto che praticamente deve ancora di più andare dallo specialista per vedere un po' come si può risolvere la situazione a livello del naso per evitare le sintomatologie pesanti, gravi e permanenti, no? Sì, una delle comorbidità delle riniti, sia quelle riniti allergiche che queste forme, diciamo, vasomotorie e cellularità, è l'asma. Si è visto che nei soggetti che se hanno una buona azione di attenzione di curare la rinite hanno molti benefici a livello asmatico, proprio per un sistema sia dei prodotti nasali che vanno a scendere per fenomeno della nostra attività del sistema mucociliare, perché abbiamo un sistema all'interno di pulizia che è il movimento di queste ciglia che porta tutti i prodotti nocivi che noi respiriamo. Ovviamente, c'è da partire dai peli del naso che a volte danno tanto fastidio, soprattutto a chi insomma ha la tendenza ad averli un po' lunghi, ecco, li possiamo tagliare questi peli comunque che escono? Sì, li possiamo tagliare, perché non è solo questo, il problema è proprio dell'attività ciliata che abbiamo all'interno di questa mucosa, che è quella che è più importante. Difatti, quando arresta tutte le sostanze strane che entrano? No, riesce praticamente a impigliare tramite il muco che abbiamo all'interno del naso, a convogliarli verso l'interno, portarli in rinofaringe e buttarli nel nostro, diciamo... Con le feci? Nel nostro intestino? No, nel nostro intestino. Arriva tramite l'esofago nello stomaco. E quindi l'acido dello stomaco... vabbè, li distrugge. E comunque poi fa tutto il percorso, arriva lì dove avevamo detto, nelle feci ma il problema più importante è perché l'innervazione vagale che abbiamo a livello naso, faringo, laringe e bronchi viene stimolato, e da questo, diciamo, riflesso naso-bronchiale si può scatenare anche l'effetto asmatico. Quindi di conseguenza, è importantissimo. Di conseguenza sono fatti degli studi che quando troviamo nel naso una eccessiva presenza di eosinofili, facendo un rapporto tra l'esame citologico più l'espettorato citologico del polmone, abbiamo visto questa connessione, la presenza sia di eosinofili nel polmone sia a livello nasale. E quindi questo ha stabilito che, ripetiamolo, chi ha questa chi ha delle problematiche gli eosinofili sarebbero le cellule dell'allergia, insomma, dell'allergia cronica soprattutto. Allergia cronica, cioè quella che arriva e non se ne va mai più, quindi va solo curata. Va solo curata. Come si cura l'allergia, dottore Lombardo? Allora, l'allergia si cura, abbiamo detto che ci sono diversi gradi, quindi uno può iniziare, se ha una forma lieve, direttamente con degli antistaminici, farlo nel periodo proprio legato al periodo del pollene. Dottore Lombardo, aspetti, antistaminico, una volta si usavano antistaminici che insomma rendevano il soggetto che ne faceva uso inutilizzabile durante tutta la giornata per via di un effetto collaterale conosciuto da tutti, che è la sonnolenza, ma adesso ne esistono di nuova generazione che non causano... Esistono ultime generazioni che praticamente non agiscono più, da quello che loro dicono dagli studi, che non passano più la barriera cosiddetta ematoencefalica, non vanno a finire più nel nostro cervello e quindi non mettono più sonno, anche se poi ci sono delle caratteristiche personali, ognuno di noi ha
delle variabilità, quindi... Ma dottore Lombardo, l'antistaminico che a volte anche per allergie non soltanto nasali ma anche allergie a livello cutaneo eccetera, no? Si possono anche prendere per 1 o 2 mesi, insomma è una terapia lunga quella con l'antistaminico, non possono essere insomma somministrati la sera prima di andare a dormire visto che causano a volte questa sonnolenza? Sì, nei soggetti praticamente che hanno delle caratteristiche particolari che mette sonno e hanno problematiche poi attività lavorative è consigliabile prenderlo la sera. Ecco, quindi c'era arrivata da sola. Allora sì, ecco, così, dottore Rapisardo, quando ci fanno qualche domanda possiamo dire prendilo la sera l'antistaminico, almeno è sicuro che dormi e non sei a rischio perché non possono guidare la macchina, non possono svolgere le normali mansioni quotidiane. Vabbè, ma il limite è chiedere al medico, generalmente io per me chiedo se hanno problematiche, ma e chiedo che attività lavorativa svolgono, ma nonostante tutto magari ci sono questi prodotti antistaminici che mettono meno sonno rispetto agli altri, dico sempre di iniziare i giorni che non lavorano o la domenica, sì, però... in modo tale da valutare se quel farmaco effettivamente per loro funzioni. Oppure no, perché noi in medicina usiamo questo termine difficilissimo, obnubilamento, no? Del sensorio, ma in realtà, a parte gli antistaminici che causano sonnolenza, il soggetto allergico, il soggetto che starnutisce tante volte in una mattina, in un pomeriggio, insomma è un soggetto che si destabilizza, è un soggetto veramente il cui sensorio è veramente disturbato, non si può vivere così, ma più è pesantissimo. Ma più che altro perché la notte non dorme. E la notte non dormono. La notte non dormono perché? Perché hanno la tendenza a starnutire o perché sono disturbati da... Il sonno è disturbato perché c'è una respirazione orale, quindi di conseguenza non c'è un riposo adeguato. Poi c'è la necessità di soffiarsi il naso. Esatto. E quindi c'è un risveglio notturno, quindi un sonno non riposato. Non sono riposato. Una precisazione, ne parlavamo anche prima della trasmissione, così 2 chiacchiere prima di entrare qui in studio, ma in un ragazzo per esempio, no? Quando un genitore si accorge che non respira bene, magari non starnutisce di continuo, però ha questa difficoltà a respirare, continuamente muco dal naso, potrebbe dipendere non da un fattore allergico, non da un fattore polmonare, non da un fattore di tutte le cose di cui ha parlato lei, ma da setto nasale? Dipende dal periodo, da quando soffre. Io posso dare la mia esperienza di giorni fa, è arrivata una ragazza 17enne, veniva già da un allergologo dove loro pensavano che la ragazza soffrisse di una forma di rinite allergica. E fatto l'esame obiettivo del naso, dopo aver fatto tutta una discussione da quanto tempo praticamente soffrisse o meno da questa situazione, già dal colore noi otorini del naso possiamo individuare se c'è qualcosa se va o non va. Quindi il naso non si presentava, diciamo, di colore roseo, si presentava di un colore subcianotico, edematoso, c'era un po' di secrezione non acquosa, quindi non già da renite, ma da qualcosa di diverso. Questo è un segno importante. Quindi avevo chiesto se in età magari, perché 17 anni prima, nell'età infantile, 10 anni così, soffrisse o meno di problematiche adenoidee, e loro mi hanno detto sì, ma ci hanno detto che forse se ne erano sparite. E allora noi otorini ormai siamo come forse tutte le branche. L'esperienza è pratica, dottore No, Lombardo, abbiamo anche degli strumenti tecnologici più avanzati, qua delle fibre ottiche, quindi è bastato solo introdurre... No, intendevo l'esperienza è pratica in questo senso, con sì, l'utilizzazione degli strumenti. Sì, perché ci aiuta sia la sintomatologia, sia anche la tecnologia, ci permette anche... Quindi la ragazza aveva una ipertrofia adenoidea abbastanza elevata da ormai tavolo operatorio. Ecco, ma questa ipertrofia, no? di cui parla lei, è individuabile? Ipertrofia adenoidea. Adenoidea. Ecco, ma quando si parla di setto storto è una cosa anatomica, è una cosa data da qualcosa che ingrossa su? No, allora per quanto riguarda il naso, dal punto di vista anatomico è formato dai turbinati che l'abbiamo lateralmente. Sono strutture che se uno si guarda così immediatamente vede una forma di testa, ma effettivamente non è una testa, è un corpo unico, come se fosse una penna messa in orizzontale, vedendola in un canale. Per quanto riguarda il setto, è un setto divisorio formato da una parte ossea che è il vomero e una parte cartilagina. Quindi questo può essere deviato per diversi motivi, può essere una forma
di tipo genetico, può essere che c'è stato un impegno molto gravoso a livello di parto e quindi poi magari questo setto abbia avuto con la crescita una deviazione, o se non è questo sono problematiche sicuramente traumatiche. Quindi di conseguenza... Ecco, questa potrebbe però essere una delle cause a volte nei giovani. Cioè, Ma questo, in questo caso si parla di rinite meccanica. Si parla di rinite meccanica, sì, causata da qualcosa che non permette un passaggio normale dell'aria, una lubrificazione del naso come nella norma dovrebbe avvenire, insomma tutte quelle cose che causano poi impedimento al normale flusso sia aerogeno, insomma quello che è del nostro, che passa nel nostro naso. Ma noi in questi casi con il setto deviato, per capire se è sufficientemente o no la deviazione a creare un'ostruzione e prima ancora di portare un soggetto in sala operatoria, si può fare un esame, si chiama rinomanometria, che è lo studio... Si chiama come? Rinomanometria, sì, o studio funzionale del naso, che è l'equivalente della spirometria. Sì, che è quella cosina che fa, che incita il soggetto a soffiare dentro un tubicino. Questo per la spirometria. La spirometria, dicevo, sì. Mentre questa è una maschera che si mette al paziente, si ottura una narice e si deve respirare per alcuni secondi con una narice. Per vedere il si ha flusso un tracciato, poi si fa l'altro tracciato e si ottiene un grafico a farfalla, tipo a una forma a farfalla. Più aperta la farfalla, diciamo più è la forbice, diciamo, più aperta, più condizioni di normalità siamo. Se la forbice è più chiusa, allora automaticamente ci sono dei problemi. Poi si può fare successivamente una vasocostrizione dei turbinati per vedere se l'azione di chiusura di questo naso sia legata o al setto, come abbiamo detto, o ai turbinati. In quel caso, se sono i turbinati, se le terapie mediche non migliorano questo stato, allora si fa una chirurgia a livello nasale con una radiofrequenza per ridurre la problematica ipertrofia. E invece se il setto si ricorre anche lì all'intervento. Si ricorre se il setto, se alla fine dell'esame di tutta la valutazione è il setto nasale, si deve fare la chirurgia del setto. E allora, dottore Lombardo, a conclusione, ma voi otorino avete risolto finalmente il problema del post-intervento al setto nasale quando si mettevano quei mattoni di cotone dentro che poi la sfilatura è il problema? Questa cosa è stata risolta, che è l'incubo di tutti i ragazzi che devono affrontare l'intervento? Questo si è risolto, difatti molti operatori riescono con delle nuove tecnologie, sempre della tecnologia ci mette aiuto, sono dei tamponi particolari che evitano praticamente di mettere tutta quella garza lunghissima. Sono siliconati, sono lisci, insomma, scivolano bene, ecco. Ma questo è un sollievo saperlo, no? Perché dell'intervento sul setto non è tanto l'intervento che faccia paura all'utenza, a tutti noi, ma è proprio il praticamente sono dei, si chiamano merocelli, praticamente è una sostanza che va gonfiata tramite l'acqua fisiologica. È secca, si mette praticamente all'interno, si posiziona, poi si prende una siringa con l'acqua fisiologica e lui si gonfia in automatico. Ma perché questo rigonfiamento di quel che entra nel naso dopo l'intervento serve per lasciare aperta la zona operata in modo che non si richiuda in qualche modo, non si attacchi, no? No, più che altro perché una volta che si creano delle ferite, se si lasciano attaccate si formano le sinechie. Ecco, esatto, diciamo che lei ha detto in maniera più completa, tecnica, quello che in realtà volevo che dicesse e che insomma ho indotto a dire. Sarebbero in gergo le aderenze quando parlano praticamente per altri interventi a livello. Esatto, la stessa cosa delle aderenze. Grazie, dottore Lombardo. Allora, velocissimamente, un messaggio a chi ci sta ascoltando a casa, quando parliamo di rinite allergica, quando parliamo di rinite vasomotoria, attenzione, non sono la stessa cosa. Sì, sono due cose differenti, distinte, separate. Consiglierei ai primi sintomi, anche se giustamente molto spesso per la velocità e i tempi che ci sono, che non può andare uno da uno specialista o da un medico curante, sì, fare per pochi giorni un vasocostrittore, ma poi alla fine sarebbe opportuno a fare una diagnosi precisa in modo tale da fare sia test citologico sia test per valutare se ho l'una o l'altra patologia. Ecco, e non cascare al benessere che causa lo spray che insomma ci fa respirare, perché... Ma molti sicuramente ci ascoltano lo sanno che c'è ingappato, dopodiché dopo 6 mesi vengono perché hanno una rinite medicamentosa. Hanno una rinite medicamentosa. Cioè vale a dire se la sono causata con l'utilizzo e l'abuso degli spray? Degli spray questi che
che producono... Che provocano, sa cosa provocano? Sollievo. No, perché sollievo in realtà immediato. riescono a respirare grazie allo spray. Ma il sollievo è sicuramente immediato, però devono capire che è un'arma a doppio taglio, perché poi Ecco. c'è l'effetto rebound, loro sanno che quando hanno messo il primo spruzzo sembravano, diciamo, nel cervino rinati, però poi dopo non basta più uno, poi ce ne vogliono 2, poi ce ne vogliono 3. Fino a che l'effetto si riduce quasi a niente, sì, si aggrava perché la la mucosa non riesce più, cioè viene quasi, dire il termine, viene drogata, ha bisogno più dosaggio per poter avere l'effetto della prima volta. Certo, certo. Poi se arriva alla fine si sfianca la mucosa, non reagisce più e anche lo spray. Comprano 3-4 bottigliette ma non riescono neanche poi. E lì peggioriamo la situazione, la ripresa poi diventa più difficile. Grazie dottore Prego. Lombardo. E allora dottore Rapisarda, un ultimo messaggio a chi ci sta ascoltando. Abbiamo parlato di dolore alla spalla, abbiamo parlato di artrosi alla spalla, di lussazione della o alla spalla, com'è corretto dire? Lussazione della spalla. Lussazione della spalla. Allora, lussazione della spalla, quindi cosa possiamo consigliare a chi ci ascolta, a chi dovesse tra l'altro trovarsi in una situazione del genere? Allora, intanto chiaramente le patologie sono molteplici, sicuramente, ma chi ha un dolore alla spalla deve innanzitutto astenersi, magari stando un po' a riposo, ridurre l'attività che in qualche modo produce quel tipo di dolore o comunque quel movimento, e indirizzare allo specialista in modo tale che possa inquadrare bene il problema, anche perché il dolore alla spalla può essere confuso con altri tipi di dolore, come può essere il dolore cervicale, per cui attenzione, bisogna stare attenti anche in questo l'infarto, dottore Rapisarda. Anche l'infarto. Anche l'infarto. E questo è molto importante, certo, Sì. il dolore alla spalla sinistra va comunque inquadrato, quindi nella giusta direzione, facendo appunto dei test clinici importanti e degli esami strumentali che possono indirizzare il paziente nell'inquadramento. Ecco. Esatto, non prendere subito gli antinfiammatori a meno che insomma il dolore non sia insopportabile. Consigliamo anche dove non c'è l'infiammazione che lei ha definito, perché si definisce così borsite, ma dove c'è anche un accavallamento muscolare, la borsa dell'acqua calda. Ma sì, siamo ritornati indietro con gli antibiotici, dottore Rapisarda, che non fanno più effetto. Ritorniamo a volte un po' indietro anche con i consigli della nonna, perché adesso ci sono anche, oltre, vabbè, ci sono le nuove tecniche, ci sono tutti gli strumenti adeguati, la medicina cresce, noi cresciamo, però ci sono tanti abusi da parte, ma tanti, quindi limitiamoci sempre un po', andiamo con i piedi di piombo verso lo specialista senza aver causato a noi danno prima di sapere se danno c'era, giusto? Ecco. Grazie dottore Rapisarda, voleva dire qualche altra cosa? No, abbiamo concluso qui? Va bene. Abbiamo concluso qui. E allora io vi lascio alla prevenzione, sempre e solo prevenzione. Guardate attentamente questo video che è dedicato al melanoma, bruttissimo, atroce, tumore della pelle. Grazie e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up